Nel corso di un servizio straordinario di controllo del territorio, i militari dell'Arma dei Carabinieri hanno intensificato la presenza nelle aree sensibili della frazione Villa Seta di Agrigento e delle zone limitrofe, con l'obiettivo di prevenire e contrastare reati predatori in consumo di sostanze stupefacenti e violazioni al codice della strada. Il dispositivo ha visto l'impiego congiunto di militari della Tenenza di Favara, delle stazioni di Agrigento, Villa Seta, Porto Empedocle, Montaperto, nonché della sezione operativa della compagnia e del nucleo cinofili di Palermo, con il supporto della sezione volanti dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Agrigento. Nel corso delle verifiche effettuate sono state controllate 101 persone, 70 autovetture, elevate 9 sanzioni al codice della strada per un importo complessivo di 1.595 euro, il ritiro di 2 carte di circolazione, di una patente di guida, la sospensione di un veicolo dalla circolazione e il sequestro di un altro ai fini della confisca. Un automobilista è stato altresì denunciato in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza con ritiro della patente. L'attività rientra nel quadro dei servizi di prevenzione e controllo disposti dal Comando Provinciale, confermando l'impegno dei Carabinieri nel garantire la sicurezza e la legalità attraverso una costante sinergia con le altre forze di polizia che operano nel nostro territorio.